Ah, perché lì entra? Sì, Ottavia ha detto di iniziare. Perfetto, ok. Ad aprire il gonfalone di Nuoro con il suo drappo partito di azzurro e di verde, decorato con ricami d'oro. Al centro porta lo stemma ufficiale della città e la scritta in oro Città di Nuoro. Rappresenta l'intera comunità cittadina e la sua identità storica. Colori e simboli del drappo azzurro e verde, i due colori verticali che dividono il drappo del gonfalone e i ricami in oro, ornamenti preziosi che incorniciano il tessuto, nome della città, la scrittura ufficiale ricamata al centro, lo schema sul gonfalone porta lo stemma civico della città che ha origini ottocentesche e contiene elementi come il Monte Ortobene e il Monte Picuz, il bue, a simbolo della vocazione pastorale del territorio nuorese. A nome dell'amministrazione comunale di Nuoro, siamo lieti di porgere a tutti i presenti il più cordiale saluto e un caloroso benvenuto alla Festa del Redentore. Il significato della Festa del Redentore affonda le sue radici nel terreno del monte più caro a nuoresi. A conclusione delle celebrazioni liturgiche dell'anno del Giubileo del Novecento, il Santo Padre, Papa Leone XIII, volle, a testimonianza di 19 secoli di storia cristiana, far collocare in 19 città italiane un monumento religioso. A tale scopo si costituì un apposito comitato con il compito di raccogliere i fondi necessari e individuare lo scultore e il tipo di monumento da realizzare. Tra i tanti che si adoperarono per questa causa, anche la scrittrice Grazia Deledda diede un significato supporto, lasciando numerosi appelli che contribuirono a sensibilizzare l'opinione pubblica. La statua del peso di 18 quintali e all'altezza di 7 metri venne realizzata dallo scultore calabrese di scuola napoletana Vincenzo Ierace. Il 29 agosto del 1901, proprio sulla cima del Monte Ortobene, venne collocata la maestosa statua del bronzo. Alla cerimonia di inaugurazione parteciparono oltre 10.000 fedeli provenienti da tutto il territorio nuorese e regionale. Per celebrare questa particolare edizione, che segna anche il centenario del riconoscimento del prezioso premio Nobel per la letteratura della scrittrice nuorese Grazia Deledda, le associazioni culturali, musicali e folcloriche della città hanno deciso di aprire tutte insieme il cammino per manifestare la grande ricchezza culturale e l'unione dell'intera città. Le associazioni nuoresi presenti in questa giornata sono il Coro di Nuoro, il Coro Folk Ortobene, gli Amici del Folklore, il Coro Ortobene, il Gruppo Folk Santupredu, il Coro Canarios, il Coro Grazia Deledda, il Gruppo Nugoresas,
il coro su Nugoresu, il coro Nugoro Amada, il gruppo folk Saludos, il coro su Redentore, il gruppo Ballo Canarios e il coro femminile Bendas, il coro Bovore Nuvoli, i cantori di Via Maiore, il gruppo Sarbole, socio tenore Nugoresu. Il patrimonio vestimentario nuorese con le fogge femminili di gala sono prevalentemente originali e rappresentano principalmente due tipologie, a mucadore e a benda. Il giubbino in panno è foderato in velluto blu di cotone e termina con due inserti a coda. La versione a mucadore, cioè a fazzoletto, ha il copricapo costituito da un fazzoletto di tibè marrone ricamato in canottiglia d'oro o con fazzoletto in seta in vari colori. La gonna di orbace vinaccia di color marron vinaccia, costituita da teli di orbace trapezoidali uniti a formare le pieghe che nel tempo sono diventate sempre più strette. La versione a benda prevede l'utilizzo della cuffia per raccogliere i capelli, saccaretta. Il capo viene quindi avvolto da una benda bianca di tela, di cotone o di seta che viene inamidata nella parte anteriore in modo da formare un arco nella fronte. Con l'utilizzo della benda è d'obbligo indossare il corsetto sopra il giubbino a pala supra, di damasco o di broccato ricamati di seta o fili d'oro. L'uomo indossa il giubbone di panno su zippone a doppio petto con chiusura su un lato attraverso i ganci, il davanti e le maniche aperte dall'ascella al polso per lasciare libero sbuffo delle camicie bianche. Sono foderati di velluto. In alcuni casi indossa il capottino corto col cappuccio in orbace nero con falde foderate di velluto. Vediamo ora sfilare i numerosi figuranti nuoresi. Noi su regno tuo e fantasia sa portare tua. Se vogliamo accompagnare i figuranti con un grande applauso. Quest'anno l'organizzazione ha voluto che non si facciano dei balli durante la sfilata, anche in previsione del fatto che l'inizio dei balli è prevista per le ore 18, per cui probabilmente avremo una grande serata di balli. Dopodiché è anche possibile che in maniera spontanea i gruppi al termine della sfilata possano comunque dilettarci con balli spontanei. Very short, very short. La manifestazione coinvolgerà idealmente tutta la Sardegna e si svilupperà per i territori delle principali subregioni storiche dell'isola, partendo dalla città di Nuoro, che vediamo sfilare in questo momento, e dalla Barbagia, per seguire poi con le località di tutto il territorio regionale, per arrivare fino alle parti più estreme della Gallura e del Sulcis.
Ciascuna comunità, rappresentata dagli uomini e le donne in abbigliamento tradizionale, porta con sé il proprio patrimonio etnografico, i canti religiosi, i rosari, gli stendardi e i simboli sacri locali, per un'unica grande manifestazione di fede e devozione al Cristo Redentore. Oggi la festa del Redentore si può considerare una delle più importanti manifestazioni religiose e dei patrimoni etnografici della Sardegna. Per celebrare questa particolare edizione, che segna anche il centenario del riconoscimento del prestigioso premio Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese Grazia Deledda, le associazioni culturali, musicali e folcloriche della città hanno deciso di aprire tutte insieme il cammino per manifestare la grande ricchezza culturale e l'unione dell'intera città. Come vediamo è numerosissima la presenza dei costumi nuoresi oggi. La ricchezza è evidente dalle varianti dei costumi presenti attualmente nella sfilata. Probabilmente per chi non ha un grande occhio esperto non ci si rende conto del grande lavoro che c'è dietro la grandiosità e la maestosità di tutti questi costumi. Attendiamo ancora lo scorrere delle varie fogge dei costumi nuoresi, soprattutto di quelli femminili, vista la varietà. Sì. Una grande rappresentanza anche dei bambini in abito tradizionale ci danno la sensazione della continuità che speriamo possa avere questa città, considerata veramente la grande varietà di costumi ancora presenti nelle case e probabilmente non ancora visti, non tutti ancora visti. Le varie associazioni negli anni hanno portato avanti studi di tipo etnografico in maniera veramente molto approfondita e sono riusciti a ricostruire nella maniera più fedele possibile a quello che erano gli abiti tradizionali. Il portamento delle donne nuoresi è evidentemente legato a quanto ci si tenga e quanto sia importante indossare un abito che non è esattamente un
un vestito normale, tra virgolette, ma quanto questo possa rappresentare la propria appartenenza a una comunità. Continuiamo ad accompagnare i figuranti con un grande applauso, non facciamoli sentire soli. Il tenore Zozio Nugoresu che sentiamo arrivare ci delizia con uno dei canti sacri. A chiusura dei figuranti di Nuoro. Grazie ragazzi. E adesso vediamo il gruppo di Oliena. Il vestiario tradizionale femminile olianese è considerato tra i più preziosi dell'isola per i pregevoli ricami in fili d'oro e seta dello scialle. Il sontuoso copricapo viene indossato arrotolato in fronte e con le sue lunghe frange si lascia cadere elegantemente sulle spalle. La gonna in orbace, con delle ampie pieghettature, si distingue per l'alta bazza in raso bianco con ricami o pitture di miniature floreali. Nella parte anteriore è coperta dal grembiule in raso ricamato in seta. Completa il vestiario su gippone il corsetto in terziopelo e panno arricchito da applicazioni in broccato. Sia le camicie maschili sia quelle femminili sono caratterizzati da colore azzurro col quale vengono tinte. Gioielli in filigrana d'oro e corallo completano il ricco vestiario olianese. A seguire Orani. Salutiamoli con un applauso. Uno dei diversi moduli del vestiario tradizionale presenti a Orani è caratterizzato dall'austero copricapo costituito da una lunga benda in cotone olino avvolta attorno al mento. La gonna, coperta sul davanti dal grembiule in cotone bianco, è fittamente plissettata e realizzata con tessuto misto o lino o canapa sul davanti. Realizzata con tessuto misto lino canapa lena di agnello naturale che conferiscono particolari caratteristiche di lucentezza. Nel tratto inferiore è arricchita da una banda a seta violacea. Nel tratto posteriore della vita è unita al corpetto in panno bordato in seta col quale costituisce un pezzo unico. Il giubbetto in panno scarlato è corredato da numerosi bottoni d'argento nelle maniche. Il vestiario femminile si completa con l'ornamentale cintura in lame dorato o a motivi floreali in seta. Per l'uomo, l'abbigliamento rispecchia i semplici canoni della zona del nuorese, con su zippone in velluto blu e bordature rosse. Alcuni uomini portano un cappotto di pelle marrone o nera. E ora accogliamo il gruppo di Dorgali con il loro abbigliamento ricco e sontuoso di gala o della sposa. Ha la gonna di orbace finemente plissettata e una balza in broccato. Nella parte anteriore della gonna si porta santalena, un grembiule di seta damascata con ricami floreali.
Il corpetto è realizzato in broccato e il giubbino è di broccato fiorami di velluto. Un ampio scialle con pizzi, ricami e frange in diversi tessuti quali lana, tibè o in seta poggia sulla tipica acconciatura dorgalese detta soscucos. Arricchiscono ulteriormente il vestiario popolare diversi gioielli in filigrana d'oro ed argento con coralli e pietre preziose, frutto dell'antichissima tradizione orafa locale. L'abito dell'uomo prevede anche l'uso di un zippone, il giubbino in panno con piccole rifiniture in broccato e suserenicu, l'elegante capottino con cappuccio. Anche per il piccolo centro di Lula sono diverse le tipologie del vestiario recuperate e ricostruite, come quelle della festa della sposa, con il fazzoletto marrone in tibè di lana ricamato nell'angolo con canottiglia dorata. Il corpetto è perfezionato in broccato e sopra viene posto il giacchino su zippone in velluto operato a fiorami aperto sul davanti e la gonna in panno nero con un'ampia balza di velluto e motivi floreali. Una importante variante del modo di coprire il capo è costituita dall'uso più recente di un'ampia benda bianca che avvolge il capo e il volto e cade sul davanti. In questo caso la gonna ha ampi inserti in velluto centrale e la balza a righe orizzontali in tinta unita. Nella variante d'uso giornaliero la gonna è in lana con ricami dorati sul bordo che riprendono il motivo dei fazzoletti. Facciamo sentire la nostra presenza ai nostri graditissimi ospiti. A seguire Sarule, col vestiario tradizionale, a Sarule prevede l'uso di 3 gonne, di cui una in orbace ed una, quella esterna, in seta realizzata con fittissime piegattature. Altro elemento di grande pregio è il corpetto arricchito da finissimi ricami e il copricapo delle donne adulte è formato da una lunga benda marrone spillata intorno al volto, mentre è bianca, candida per le giovani donne e di colore nero per le vedove. L'elegante vestiario maschile ricalca fedelmente i canoni del tipico abbigliamento della Barbagia. Arrivano i figuranti del vicinissimo centro di Mamoiada. Il vestiario femminile si compone di 3 principali moduli di abbigliamento. Quello usato dalle classi sociali più abbienti porta la gonna di panno e ha un grembiule ricamato a intaglio e uno ricamato o dipinto a motivi floreali. Il copricapo, posto sopra una cuffietta che raccoglie i capelli, è formato da una lunga benda che incornicia il volto e cade sul davanti. L'abito delle popolane è caratterizzato dal colore rosso del panno del giubbino, dal grembiule di forma trapezoidale ricamato e dipinto e dal fazzoletto in lana marrone ricamato. Altri abiti sono caratterizzati dal fazzoletto in seta o tibè intagliato, dalle bordature di seta delle gonne e dal bustino sottile in stoffa o seta con le punte rivolte verso l'alto.
L'abbigliamento maschile è spesso corredato da saspeddes, il giubbetto in pelle nera di pecore, altri invece sono in panno nero, altri uomini indossano un pesante mantello in orbace. Salutiamo il gruppo di Gavoi. Su Vardellinu è l'abito della festa più prezioso ed elegante, col copricapo costituito da una piccola mantiglia di panno rosso bordato da un nastro e un pizzo nero. La gonna plissettata si conclude con una balza formata da trine argentate, galloni dorati e nastri colorati, alternati tra loro, e porta sul davanti un grembiule di panno decorato a motivi floreali. Sulla camicia pieghettata si indossa un corsetto con 2 lunghe punte in panno rosso e un giacchino imbroccato verde rifinito con nastri di seta. L'antico abito della sposa si distingue per la semplicità ed eleganza del panno marrone, impreziosito da una balza di seta ricamata o dipinta, mentre il capo è ricoperto da un fazzoletto di seta. L'abito maschile prevede l'uso di un gilet in panno rosso, chiuso al centro a doppio petto con bottoni in argento e in alcuni casi un gabano in orbace con cappuccio. Salutiamo gli amici di Gavoi e arriva l'ormai noto ed elegantissimo gruppo di Orgosolo, il cui vestiario si distingue per il particolare e pregiato copricapo detto Zulionzu, che consiste in un'ampia benda di seta grezza di circa 160 centimetri, che, prodotta in loco e tessuta artigianalmente, viene colorata attraverso l'immersione di una parte delle sue trame in un infuso a base di zafferano. Questo prezioso copricapo viene posto sopra Zaccaretta, una cuffia che raccoglie i capelli e dà al fazzoletto la forma desiderata. Completano l'abbigliamento una giacchina di panno rosso ricamata con fili di seta e impreziosita con nastrini di raso e 2 gonne in orbace finemente plissettato nella parte inferiore con 2 larghe strisce di raso. Le gonne vengono indossate a sbalzo, al di sotto di una terza gonna più corta, detta zaveste, realizzata in panno. Il colorato vestiario maschile comprende l'uso di una giacca in panno rosso decorata con nastri di raso e velluto e ricamata con fili di seta colorata. Continuiamo a vedere scorrere i figuranti del gruppo proveniente da Orgosolo. Per arrivare al centralissimo centro di Ollolai, e per le occasioni di gala o le nozze, i capelli sono raccolti a cornetti sulla nuca. Un gioco di intrecci e legature che formano una particolare acconciatura. Coperti da una cuffietta ornata legata sotto il mento con un nastrino, alla quale è fissato l'ampio velo bianco quadrato. In altre occasioni, al posto del velo in tulle, si indossa un grande fazzoletto marrone ricamato con fili di seta dalle lunghe frange bianche con ricami con fili di seta di vari colori. La camicia ha dei particolari ricami nel collo e nei polsi e sopra di essa si indossa un sottile bustino di panno e un corto giubbino di broccato. La gonna, fittamente plissettata e orlata, è coperta sul davanti dal grembiule molto stretto in vita e si allarga in un triangolo di seta gialla, verde e bianca bordata con una larga vetta.
Altro abito utilizzato nelle cerimonie importanti è realizzato in panno di colore scuro, con un ampio fazzoletto ricamato che ricopre il capo. L'abbigliamento maschile presenta pelli di montone che vengono indossate sopra un gilet di panno. È già arrivato il gruppo con i figuranti da Arizzo. Il vestiario femminile arizzese si caratterizza con l'utilizzo di una lunga camicia di lino o cotone ricamata sul petto o sulle maniche, lo strettissimo busto imbroccato ricamato a motivi floreali senza maniche, chiuso sotto il seno con un nastro di raso, si porta sotto il giubbino in velluto scarlatto, ornato sulle spalle con setta di varie colorazioni. La gonna in orbace, lunga fino ai piedi, è ricoperta nella parte anteriore da un caratteristico grembiule a forma di parabola o lingua in velluto rosso con ricami ai lati tessuto di seta fiorito. La gonna, le spose o le ragazze molto giovani usavano indossare sul capo un ampio scialle bianco di tulle finemente ricamato avvolto intorno al collo. Altri modelli di copricapo in uso sono il tipico cappuccio in panno che cade fino alle spalle e si aggancia sotto il mento, oppure un copricato di seta quadrato piegato a triangolo abbellito da frange di ricami fiorami. Per la condizione di vedovanza gli abiti venivano tinti di nero e privati dei ricami. E arrivano gli amici di Orosei, dal centro della baronia. Fra gli elementi del vestiario di gala femminile vi è il velo di tulle ricamato che poggia sopra il fazzoletto che raccoglie i capelli. La donna veste un bustino ridotto, chiuso sotto il seno con un legaccio, su cui è indossato su zippone. Una giacca di velluto portata corta in vita e aperta sulla camicia di tela bianca lavorata ad ago. Lo stesso tessuto della giacca è utilizzata per confezionare la gonna, dalle pieghe morbide, rifinita da una balza di raso bianco, ricamata o dipinta a mano. Sul capo è portato un velo bianco di tulle che ricade leggero sulle spalle. Nelle vesti maschili spicca gilet a doppio petto di panno o su cappotto di oresi. Un giaccone con cappuccio con bordi rifiniti in velluto. Un saluto agli amici di Orosei e arriviamo a un altro importante centro della baronia. Arriviamo a Siniscola. L'abbigliamento femminile mostra alcune tipologie dell'antico vestiario locale, con gli abiti di gala e da sposa, caratterizzati da ricchi brocati in oro o ai più semplici abiti da festa, utilizzati dalle donne più mature. In alcuni casi il capo è coperto dal semplice fazzoletto in lana o da sabenda. Un'ampia fascia di lino che poggia sopra la particolare cuffietta in panno e broccato. Interessanti sono gli ampi grembiuli che coprono per quasi 3/4 le lunghe gonne normalmente fatte in panno di lana plissettata, arricchite da nastri di seta variopinti. L'uomo indossa zagrozza, una giacca in orbace o su gabbaneddu, una giacca sagomata con un cappuccio e decorazioni sulle spalle. Anche qui vediamo una rappresentanza di giovani e future generazioni che speriamo mantengano le nostre migliori tradizioni. E ora dalla costa ci spostiamo nuovamente al centro. Per arrivare a Bolottana. Lana e velluto sono le stoffe che compongono l'austero vestiario giornaliero bolottanese, detto suevitiano, interessante proprio per la sua modesta semplicità.
Grande la rappresentanza del gruppo di Bolottana. Anche l'abbigliamento della sposa o di gala è molto semplice. Viene arricchito principalmente da pregevoli ricami di vistosi motivi floreali nel fazzoletto e sul busto. La gonna in tibè di lana riporta una balza in velluto scuro e pone sul davanti un grembiule in raso damascato. Tipico dell'abbigliamento maschile di alcuni uomini che indossano un'ampia giacca con il cappuccio. Molto vicino al comune di Bolottana, il gruppo di Silanus, con i suoi figuranti. L'abbigliamento tradizionale femminile è costituito dal fazzoletto di tibè di lana damascato a fiorami, mentre quello da sposa o di gala è in seta bianco o da colori chiari annodato sotto il mento e sopra di esso si pone un ampio velo. Il busto è fasciato da un gilet di raso sormontato da corpetto in panno, dalle ampie maniche a sbuffo aperte sul davanti. La gonna, realizzata in panno plissetato sui fianchi e nella parte posteriore, mentre è liscia sul davanti ed è coperta in parte dal grembiule di raso. Tra le varianti del vestiario maschile troviamo il corpetto in velluto scuro, a doppio petto ricamato sul petto e nei polsini, o l'ampio giacchino in panno rosso con inserti in velluto blu con bordatura in raso. Salutiamo gli amici di Silanus e arriviamo ad Esulo, altro centro montano, importantissimo centro montano del Nuorese. Uno splendido esempio del grande senso del colore è rappresentato da Esulo. Sul capo, oltre alla piccola cuffietta in panno ricamato che viene legata sotto il mento con fiocchi, si porta un fazzoletto di forma triangolare o susaucciu e conca, con grembiule da testa. Grande colpo d'occhio dei figuranti di Desulo, che come sempre colorano tutte le sfilate a cui partecipano. Il corpetto e il giacchino sono confezionati in seta damascata, rivestita da nastri di seta operata a motivi floreali e geometrici. La gonna, in panno o orbace finemente lavorato, è ornata con setta e nastri dai colori vivaci e porta il grembiule di forma trapezoidale fermato sulla schiena da una catenella d'argento. Nell'abbigliamento maschile è interessante il corpetto in panno rosso, ricamato in seta, che riprende gli stessi cromatismi e motivi geometrici delle decorazioni presenti nell'abbigliamento femminile. Continuiamo con la nostra bella montagna per arrivare a Tonara. L'abbigliamento popolare femminile si compone dello scialle di lana con lunghe frange, da un mantello impreziosito da broccato, piegato sul davanti e chiuso sul volto a incorniciare il viso. La lunga camicia di tela arricchita da ricami a pizzo applicati sul collo, nel petto e attorno ai polsi. Il bustino è di broccato, ornato con ganci d'argento, mentre il giubbetto è rifinito con trine e si indossa sopra il coprispalle. La gonna di orbace, pieghettato, avvolge metà corpo sino ad arrivare alle caviglie. Il grembiule, composto per metà di orbace e per l'altra metà di broccato, completa il vestiario. L'uomo utilizza un lungo copricapo detto saberrita longa di panno.
E nuovamente dalla montagna ci riportiamo nella costa ogliastrina per arrivare a Barisardo. L'austero ed elegante abito femminile riporta una tipologia di gonna ampia a campana dai vari colori. Sono tutte caratterizzate dalle pieghe del tessuto della parte posteriore rivolte verso un'unica piega centrale. I grembiuli neri o dalle tonalità sobrie, assieme a fiocchi di seta dalle varie fantasie, sono posti sopra la gonna. Il corpetto femminile di forma sagomata sul davanti, chiuso con 2 gancetti all'altezza della vita, è realizzato con vari colori e tessuti. Scialli e fazzoletti in seta dai colori sgargianti ornano il capo delle donne. L'abito maschile confezionato in orbaceo o in panno di lana, molto semplice e sobrio, ricalca i moduli tipici del vestiario ogliastrino. La berrita di colore nero veniva realizzata in filato di lana, lavorato a maglia tubolare, chiuso all'estremità superiore, infeltrita con bagni in acqua calda e infine cardata dall'esterno. Rimaniamo in Ogliastra, ma ci addentriamo ancora all'interno per salutare il gruppo di Urzulei, tra i diversi elementi del vestiario femminile che sono stati conservati da alcune famiglie del paese, spicca il copricapo, un ampio scialle in seta operata particolarmente interessanti per il tipo di lavorazione o ricamo. Il corpetto in velluto, bordato da una fettuccia, è chiuso sul davanti con una catenella, tipico delle zone ogliastrine, e dei ganci d'argento. Il giacchino in panno è rivestito di broccato a fiorami, con ampie maniche con aperture che lasciano fuoriuscire la camicia in cotone lunga sino alla vita. L'abito maschile è confezionato in orbaceo, panno di lana, molto semplice e sobrio, ricalca i moduli tipici del vestiario ogliastrino. La berrita di colore nero veniva realizzata in filato di lana lavorato a maglia tubolare, chiuso all'estremità superiore e infeltrita con bagni d'acqua calda e infine cardata dall'esterno. Come detto all'inizio, il percorso si snoda facendo un po' dei cerchi concentrici, toccando tutte le zone, le varie zone e delle regioni della Sardegna. Per cui dall'Ogliastra ci spostiamo a Seneghe. L'abito festivo si caratterizza per l'uso di un ampio fazzoletto in tulle ricamato di forma quadrata che cade a triangolo sulle spalle. La gonna in panno con fitte pieghettature e un'ampia balza in seta operata con bordature dorate, coperta sul davanti da un grembiule in raso a fiorami bordato con pizzi. Ma la caratteristica principale è l'imponente camicia di lino con ricami a punto pieno e la particolare pieghettatura a mantice sulle maniche ottenute secondo una tecnica tramandata di madre in figlia. Altre tipologie usano coprire il capo con un fazzoletto bianco in seta, giacchino nero in lana e una baschina e una gonna in tessuto stampato. Il gilet a doppio petto in velluto nero, i lunghi pantaloni in panno e un lungo cappottino completano il vestiario maschile. E adesso arriviamo nel più importante centro del wheelchair, arriviamo a Ghilarza. Diverse le tipologie di copricapo caratterizzano il vestiario femminile di Ghilarza. La mantiglia lilla, ornata di nastri bianchi e bottoni, posta sopra un fazzoletto bianco e uno rosso che raccoglie i capelli.
Altre volte possiamo vedere un fazzoletto di seta scuro o sumuccadore mannu, il grande fazzoletto marrone con larga bordatura a stampe floreali. Altra importante variante è caratterizzata dal fazzoletto rosso. La giacca di panno dello stesso colore viene chiusa con una fascia rossa con strisce gialle. La parte inferiore delle maniche ha un'apertura bordata con tessuto celeste e chiusa con diversi bottoni d'argento. Alcuni uomini indossano il tipico modulo da lavoro con la sopravveste in pelle di capra conciata, con la scollatura quadrata e ghette dello stesso pellame, mentre l'abito festivo prevede il giacchino in velluto con pantaloni tubolari e un gilet di pelle di vitello. E salutiamo gli amici di Paoli Latino. Il recupero dell'abbigliamento tradizionale ripropone alcune tipologie con cappi risalenti all'inizio dell'Ottocento. Gli abiti da sposa con la gonna in panno rosso e il velo in tulle si distinguono dagli altri abiti festivi caratterizzati dal grande scialle di seta, dai fazzoletti in cotone operato o da sottulle, una veletta bianca finemente ricamata. Il grembiule in genere è abbinato al colore del raso della balsa. Nell'abbigliamento maschile esistono almeno diverse tipologie di pantaloni con i tradizionali calzones de lino affiancato all'abbigliamento più recente caratterizzato da lunghi pantaloni neri in panno. E ora arriviamo al centro del Goceano con Bono. L'elemento di spicco nell'apparato vestimentario femminile è il particolare copricapo costituito dall'intreccio di 3 fazzoletti in cui Zattiazzola, una benda di lino bianco richiamato ad intaglio fermata con spille d'oro, una volta inamidata permette di modellare il copricapo nella tipica e originale foggia. Nell'ampia gonna di forma troncoconica le pieghe sono fermate all'altezza delle anche e quindi lasciate sciolte fino all'orlo. L'ampio grembiule in raso in tinta unita copre quasi completamente la parte anteriore e laterale della gonna. Su coritu è il giacchino in panno con le ampie aperture sull'avabrancia sottostante. Nell'abbigliamento maschile è di particolare interesse il gilet in velluto con un ampio inserto in panno rosso vermiglio nella parte posteriore. Stiamo ancora in Goceano con gli amici venuti da Benetutti. Si conoscono 2 principali tipi dell'abbigliamento femminile detti zuccorittu e zuzzipone. Il primo dalle tinte vivaci tipiche del Goceano con sumuccadore a frunzasa, un ampie scialle di seta dalle lunghe frange. Il volto è incorniciato da Zattiazzola, una benda di seta o raso fermata da alcune spille. Il giubbetto di ridotte dimensioni è in velluto liscio e lavorato con larghe strisce di seta colorata. Le maniche sagomate presentano un'apertura dal gomito al polso. Sotto il giubbetto si porta zimbustu, il bustino di velluto, irrigidito da sottili steli di giunco. L'altro abbigliamento, detto zuzippone, si differenzia soprattutto per il giubbetto in velluto e seta ricamato a motivi floreali. È arricchito da una mantella di pizzo nero confezionata a uncinetto e impreziosito da piccole perline. Stiamo ancora in Goceano e arriviamo a Burgos. Importantissimo centro del Goceano, ricchissimo di tradizioni. Il copricapo è uno degli elementi di grande interesse del vestiario di Burgos. La conciatura è sorretta da un fazzoletto di cotone, un secondo in seta a forma quadrata, arricchito da un pizzo di cui si vede la parte dietro il capo, è coperta da una benda di cotone molto sottile che incornicia il viso,
passando più volte sotto il mento per essere fermata da spille. Un sottile giacchino in panno bordato di raso e dipinto e rivestito in velluto ha le maniche con 2 grandi aperture da cui fuoriesce la camicia. La gonna in panno è una fitta plissettatura è coperta anteriormente da un ampio grembiule in seta a motivi floreali e fantasie. L'uomo veste un corpetto di panno bordato e spesso indossa un capottino corto in orbace. Siamo arrivati ad Oristano. La ricostruzione dell'abbigliamento oristanese avvenuto negli anni 60 ci riporta le gonne degli abiti di gala in panno nero e rosso per quello della sposa. Anche il giubbino femminile nell'abito di gala in velluto nero, mentre quello nuziale è in panno rosso. Il velo di tulle poggia sempre sopra una cuffia che tiene ordinati i capelli. E arriviamo a Cabras. Le famiglie più abbienti utilizzavano come abbigliamento nuziale un grande scialle di seta operata sovrapposta a un velo di tulle ricamato annodato sotto il mento. Sopra la camicia si indossa un busto di broccato coperto sul davanti da un fazzoletto di coprisseno in bolero di seta o di lana rifinito con nastri di velluto o passamanerie di tinta. La gonna di panno può essere ornata da una balza in seta oppure da pieghe larghe e nastri di velluto. Alcune donne nell'abito festivo, al posto dello scialle e del velo, utilizzano un grande manto di cotone dalle tonalità scure e una gonna in raso di cotone a fondo nero con motivi floreali. Completano il vestiario un bolero nero agganciato sotto il seno che mette in risalto i ricami della camicia. Più semplici gli abiti d'uso giornaliero realizzati con tessuti di minor pregio e l'uso della gonna superiore rivoltata sul capo come un grande scialle. Gli abiti festivi si utilizzavano calzature più eleganti, mentre nella quotidianità spesso, specialmente durante l'estate, si andava a piedi nudi o si calzavano zoccoli in legno di vario genere. E adesso andiamo in Logudoro, andiamo a Tiesi. Su Estire l'abbigliamento tradizionale caratterizzato da numerosi ricami policromi a motivi floreali presenti nel copribusto del broccato bianco, in succorittu, il coperto in velluto e decorato zavaldita di grembiuli di raso. Saistimenta l'abbigliamento maschile in uso dagli inizi del Novecento. Tra gli altri elementi comprende zazamarra, il corpetto in orbace, in alcuni casi zugabanu, il cappotto d'orbace e zakintolza, la cintura di cuoio rifinita con panno rosso nel bordo. No. Grazie. E adesso il particolarissimo abito di Ploaghe. L'abito femminile ploaghese è composto da un manto in vari tessuti che, uniti ai 4 lati, formano una croce giallo-ocra su manteddu. La camicia in cotone con maniche finemente pieghettate sul davanti si pone un fazzoletto coprisseno finemente ricamato. La camicia in cotone con maniche, il bustino finemente ricamato è sorretto nella parte posteriore da steli di palma nana. La gonna, formata da 3 parti, mette in evidenza sagropera, la vistosa sporgenza posteriore, 2 saccocce in panno o velluto nella parte posteriore o nella parte inferiore, una larga balza che variava a seconda del gusto personale. L'abbigliamento maschile si caratterizza per l'uso del corpetto in velluto di vari colori e un elegante capottino in orbace. Salutiamo ancora gli amici di Ploaghe.
Arriviamo a Uri. Nell'abbigliamento femminile si nota la tipologia vestimentaria dell'area ampia del Logudoro, in particolare il bustino, simbussu, reso rigido dall'intelaiatura di palmanana, rivestito in raso di seta. Prosuestire si intende la gonna, realizzata in panno plissettata e rifinita con una balza di terziopelo e trine ricamate in filigrana. Su pannello e il grembiule in velo ricamato, Zuttullu è usato anche come copricapo sopra la cuffia di raso che raccoglie i capelli. L'uomo porta un corpetto a doppio petto ed un cappotto molto corto. I pantaloni riprodotti sono di orbace di forma tubolare. Continuiamo a rimanere in Logudoro. Salutiamo con un applauso gli amici di Ossi. Il giubbetto della sposa è realizzato in velluto, impreziosito dalle maniche da ricami floreali a filo d'oro. Un velo di tulle maschera la scollatura della camicia e nasconde il bustino di seta bianca chiuso sul davanti con nastri di raso. La condizione sociale di vedovanza prevedeva l'uso delle stoffe del vestiario tinte di nero. L'uomo veste zuccosso, gilet di panno nero che chiude a doppio petto con 2 file di bottoni appuntati su asole disposte in modo da disegnare una V di stoffa. Vedete come nonostante la vicinanza di alcuni comuni cambino sostanzialmente i costumi. L'abito tradizionale chiaramente caratterizza ciascuno dei comuni e nonostante ci siano delle similitudini, però a un occhio attento è molto chiara la differenza. Complimenti ancora. È riconoscibilissimo l'abito di Cossoine, scusatemi, di Ittiri. Alcune tipologie di capricapo sono utilizzate nell'abbigliamento di gala o da sposa, come il velluto in tulle, ricamato il fazzoletto in seta di colore scuro con ricami floreali, o quello bianco, sempre in seta, bordato da finissimi ricami. Di particolare pregio il bustino imbroccato a fiorami policromi, arricchito con canottiglia e paillette allacciato sotto il seno con un nastro di raso. Il giacchino, un coprispalle di ridotte dimensioni in panno bordato di seta, con pregevoli ricami e con le maniche aperte nell'avambraccio per lasciare in vista le maniche della camicia. Le gonne in panno rosso con il grembiule tulleo nera in seta damascata o ancora in panno nero con un'ampia balza in velluto operato a piccoli motivi floreali. L'uomo utilizza diversi tipi di corpetto in velluto nero o rosso sgargiante. E arriva il gruppo di Ittiri. L'abito di gala delle donne abbienti è caratterizzato dalla gonna di panno scarlatto finemente plissettato con balza in terziopelo e trine in filigrana d'oro, da un ricco corredo di ori e coralli e dalla buttonera
diversi bottoni di filigrana d'argento che ornano le maniche del bolero, simbolo di ricchezza e fertilità. Le donne meno abbienti, invece, indossavano una gonna nera e monili meno preziosi. Continuiamo a vedere una grande rappresentanza di quello più ricco, con sa buttonera in grande evidenza. Le vesti feriali femminili si distinguono per le gonne di teletta a righe o quadrettate in colori tenui. Caratteristico è l'uso di coprire il capo con una sopragonna. Gli abiti maschili spiccano per il corpetto in panno rosso con ricami sui polsini che presenta un'ampia scollatura semicircolare sul petto, differenziandoli dai meno abbienti, contrassegnati da indumenti bianchi e neri. Ecco le vesti feriali femminili. Le nostre amiche di Ittiri. E arriviamo a Putifigari. Molto diffuso l'utilizzo di una pregevole cuffia in seta ricamata con fili dorati e colorati. Viene coperta da un ampio velo in tulle di cotone finemente ricamato o da un fazzoletto in seta che incornicia il volto. Il corpetto è imbroccato a fiorami ed è ornato da rifiniture e passamaneria. È composto da da parti unite di una lacciatura nella parte posteriore e il giacchino è in velluto di seta e porta nelle asole dei polsi alcuni bottoni d'argento. La gonna in panno è pieghettata nella parte posteriore e sul davanti riporta un grembiule in raso con frange sui bordi. Ecco, qui possiamo vedere in maniera molto particolare la lacciatura delle maniche . No, una, grazie. E come evidenziato all'inizio ci spostiamo completamente arrivando a Serramanna. L'abbigliamento di uso quotidiano si caratterizza per l'uso della gonna in cotone stampato a piccoli motivi, mentre l'abito festivo o di gala prevede l'utilizzo della tipica gonna di bordato in tessuto di cotone con fitta pieghettatura a due colori, coperta nella parte anteriore dal grembiule in seta e in alcuni casi rifinito con pizzi nella bordatura. La camicia in cotone o lino riporta alcuni pizzi e ricami nel collo e nei polsi ed è parzialmente coperta nel petto dal fazzoletto in seta o cotone, spesso arricchito da spille o ganciere. Altri elementi di interesse sono il corsetto imbroccato di seta ricamata con canottiglia d'argento e il giacchino in lana o seta orlato con trine e paillette o bluse plissettate ricamate. Il capo è coperto da un fazzoletto orlato in seta o da uno scialle in tibe di lana o seta con frange e ricami. Portano lo stendardo del Cristo Redentore realizzato nel 1901. E arriviamo al centro della Giara, a Tuili. Il capo delle donne è coperto da un fazzoletto annodato dietro la nuca e coperto da un ampio scialle in lana di forma quadrata, impreziosito da vistosi ricami floreali e lunghe frange.
Il corpetto è in broccatello bordato con velluto, le gonne prevalentemente in lana pieghetata e i grembiuli in laso damascato. L'abbigliamento maschile è caratterizzato dal gilet in pelle di pecora o di montone, abbellite da particolari decorazioni in tagli e intarsi. La pelle, prima di essere indossata, viene lasciata macerare con della calce viva e viene tinta con estratto di corteccia di lecio. Rimaniamo in zona, arriviamo a Gesturi. Grazie alla ricerca partita da alcuni documentari del 1845 è stato possibile ricostruire alcuni tra i tanti moduli del vestiario locale in uso nel passato. L'abbigliamento femminile prevede l'uso di una camicia in tela di cotone o in lino lunga sino ai polpacci con plissettatura sui polsi e sul colletto. La gonna festiva confezionata in panno di lana o cotone a righe verticali con un'accentuata plissettatura, mentre quelle giornaliere sono semplicemente arricchite in vita, entrambe coperte sul davanti da un grembiule in seta, il capo coperto da fazzoletti in seta operata o da un fazzoletto di cotone a motivi floreali. E torniamo in Logudoro, arriviamo a Osilo. Anche qui abbiamo un riconoscibilissimo e particolarissimo, meraviglioso abito tradizionale che contraddistingue maggiormente con l'abito da sposa o di gala. Questo vestiario comprende l'uso di un ampio velo di tulle ricamato che cornicia il viso avvolgendolo. Il giubbetto in terziopelo con le asole ricamate da cui si possono scorgere bottoni in filigrana d'oro e d'argento. Il busto composto da 2 parti rigide, quasi sempre in broccato di seta, arricchite da preziose passamanerie. Sopra il velo si indossa il tipico copricapo sacapita, ossia una mezzaluna semirigida bordata con galloni di raso di seta ricamati fastosamente. L'elemento che completa questa foggia è la gonna, confezionata con lo stesso terziopelo che compone il resto dell'abito. Molto elegante anche il vestiario maschile, che prevede l'uso di una giacca in finissimo orbace con cappuccio. E manteniamo ancora la nostra presenza con i figuranti del gruppo di Osilo. Eleganti e composti come sempre. E andiamo a Sennori. L'abbigliamento femminile di Sennori è tra i più sontuosi di tutta la Sardegna. Tra le differenti tipologie è stato riprodotto l'abito da sposa o di gala, caratterizzato da preziosissimi ricami che riproducono rami e rose in rilievo realizzati con fili d'oro e d'argento, adornare le maniche del corpetto in velluto di seta, così come il grembiule che riporta numerosi ricami floreali di seta e oro. L'originale copricapo è tenuto con 3 fazzoletti sovrapposti, una pezzuola di tessuto che raccoglie i capelli, sul quale viene messo il velo che lega Zuduché fino sotto la gola. Successivamente si applica un fazzoletto di lino ricamato, chiamato mucaloru o bicu, inamidato e acconciato nel caratteristico modo che ricorda il becco di un uccello. Spesso nell'abbigliamento giornaliero o quello del lutto, una delle 2 gonne indossate viene sollevata fino al capo come a formare un ampio mantello. L'uomo porta una giacca di velluto rosso bordato con rincami dorati e bottoni in filigrana sulle maniche. Arriviamo a Sassari. La veste di gala si caratterizza per l'uso del panno scarlatto, con il quale venivano confezionati giubbetto e l'ampia gonna a righe. Sul capo viene indossata una cuffia a sacco in seta, sulla quale viene stretto un fazzoletto di tela bianca o, in altre circostanze, un velo di tulle candido ricamato a fiorami. L'indumento caratteristico indossato dalle donne è il corsetto rigido di velluto o broccato, stringato con lacci sotto il seno. La foggia è arricchita da una serie di bottoni d'argento alle maniche, la camicia di tela sobriamente ricamata.
L'abito della quotidianità è molto semplice, presenta una gonna a pieghe sciolte in un bustino velluto liscio o in broccato rosso o terziopelo a fiorami, un grande fazzoletto dipinto con motivi di greca ai laterali con fiori stilizzati. L'abito maschile è caratterizzato dal copricapo ripiegato e modellato in 3 cerchi concentrici. Come sopravveste viene indossata una lunga pelle scamosciata ornata di ricami sulla scollatura racchiusa in vita da un'alta cintura. Vediamo in arrivo gli amici di Dolianova. Nell'attuale ricostruzione dell'abbigliamento femminile sono raffigurate le tipologie di massima gala e festivo con una sontuosa gonna di panno rosso, con una balza di damasco di seta gialla bordata con passapaneria in argento. Il grembiule, anch'esso di seta gialla come la balza, viene sopra indossata accompagnati anche loro da canti sacri. Il grembiule, dicevamo, anch'esso di seta gialla come la balza, sopra viene indossata la camicia di cotone bianco con il colletto arricciato a ventaglio con le maniche a risvolto, impreziosite da sontuosi ricami. Viene indossato anche un giacchino giallo di velluto sagomato con la manica a 3/4, bordato da preziosi galloni dorati, e sopra viene indossato il prezioso velo di tulle ricamato. Altre tipologie festive prevedono l'uso della gonna di seta arricciata in vita, abbinata ad un giacchino di seta. Sopra viene indossato il tipico scialle dello stesso tessuto. Altra gonna utilizzata è quella in cotone pesante rosso e blu, coperta sul davanti da un grembiule di seta o cotone piegati a fisarmonica. Le ragazze più giovani indossano dei piccoli corpetti smanicati in broccato o giacchine sagomati e scialli di seta in tibe di lana con ricami policromi e gonne di cotone stampato arricciata in vita. Il grande centro di Quartu Sant'Elena si apre con Hispannus Arrubius, che era l'abito più importante, comune a pochi, e veniva indossato per il matrimonio e per pochi altri eventi di gala. La gonna in velluto di seta è bordata da una balza in broccato a fiori policromi, così come il grembiule bordato dallo stesso broccato è tenuto in vita da una catena d'argento ad anelli. Copre il busto l'elegante giacchina in velluto di seta nero bordata da calloni dorati. L'abito festivo riservato alle classi sociali più abbienti, in uso soprattutto nei mesi invernali, usa coprire il petto con un fazzoletto di seta sul quale vengono appuntati numerosi gioielli. Particolarmente ricchi anche gli abiti maschili con i corpetti in broccato di seta, spesso arricchiti con catene d'oro, in uso tra i ricchi possidenti quartesi. Vediamo arrivare il gruppo di Sessu. Le differenti tipologie dell'abbigliamento sestese ci riportano i moduli tipici del Campidano di Cagliari. La gonna è in bordau a righe verticali rosse e blu, il gilet è in broccato e il grembiule realizzato con una particolare arricciatura detta a frunzidura. Sul capo, oltre al turbante, sono fissati uno o più fazzoletti in seta operata. Alcune ampie maniche della camicia sono stirate e inamidate a sonetto e ricordano il mantice della fisarmonica o dell'organetto. Il bustino è imbroccato legato con lacci sul davanti e guardito con trine dorate.
Sul petto, a copertura del seno, si usa indossare un fazzoletto su panno di pittura, legato alle spalline ed infilato nella gonna. Nell'elegante abbigliamento maschile, la berrita di panno nero è fermata da un fazzoletto arrotolato intorno al capo. Anche un'altra? Grazie, gentilissimo. E arriviamo ora al ricchissimo abito tradizionale di Selargius. Salutiamo i nostri amici di Selargius. Le classi più sociali più abbienti usavano indossare abiti confezionati con rasi e velluti di seta, broccati con fili d'oro, fazzoletti di seta, veli ricamatissimi e arricchiti dalle immancabili gioielli di filigrana. Tra gli abiti di gala molto diffuso è quello con l'elegante gonna in panno di lama cremisi con la balza gialla di seta. Altra tipologia festiva era quella detta di abordau, termine dato dal tessuto in cotone della tipica gonna pieghettata a righe rosse e blu. A partire dalla seconda metà del 1800, le donne utilizzavano il fazzoletto anteriore copertura del seno. L'abito maschile rispecchia i moduli in uso in tutto il territorio regionale fino ai primi del Novecento. I corpetti più ricchi sono realizzati in velluti di seta, velluti operati di cotone per le classi sociali più modeste, fino all'orbaceo, tessuti più semplici e poveri per il resto della comunità. Il capo degli uomini coperto dal tradizionale copricapo a sacco e vistosi bottoni in filigrana. Arriviamo a Maracalagonis. Molti degli elementi presenti nel vestiario tradizionale marese risalgono all'Ottocento. Tra gli elementi più preziosi ed eleganti le donne indossano zavelada, un corto casacchino di velluto nero guarnito da galloni e trine d'oro. La gonna varia dal panno al raso e al velluto con ampie balze di broccato fiorito in filo d'oro o damasco. I capelli raccolti da una cuffia a cui si sovrappone un fiocco e finissimo velo di tulle ricamato. Il busto è coperto da preziosi giubbini di seta operata, caratterizzati da ricami, applicazioni di passamanerie e trine e inserti di terziopelo. L'abbigliamento maschile comprende anche l'uso della giacca di un corto cappotto Suserenicu. E salutiamo gli amici del capoluogo sardo, arrivano da Cagliari. L'abbigliamento delle panetteras, cioè delle massaie, è uno degli esempi del vestiario del femminile cagliaritano. Caratterizzato da una mantiglia color porpora ornata da una preziosa trina d'argento poggiata sul capo ed appuntata ad una cuffia in raso. Un ampio grembiule in tulle ricamato fino ai piedi copre quasi completamente la gonna di raso. Uno scialle in tulle viene incrociato sul petto e raccoglie i gioielli dei quali le cagliaritane facevano sfoggio. L'abbigliamento di fattura più semplice era quello de Andiana, impreziosito da un grembiule e da uno scialle di seta damascata e da un grande fazzoletto di fattura continentale. L'abito maschile è composto da un corpetto a doppio petto in panno scarlato e da un grembiule Altre tipologie utilizzano il corpetto di velluto nero in vita e in panno scarlato chiuso a bottoni d'argento e il copricapo di panno rosso a forma cilindrica detto a piberoni. Altre tipologie. Scusate, l'abito di Sinai è quello che stiamo vedendo in questo momento. L'abito di massima gala prevede due differenti versioni che abbiamo visto già passate, risalenti alla prima metà dell'Ottocento. Adesso siamo già arrivati al centro di Olbia. L'abbigliamento popolare si caratterizza per il corpetto imbroccato con ampio scollo a V o squadrato e chiuso sul davanti con alcuni bottoncini. La gonna è in seta plissettata o imbroccato a fiorami con ampie pieghe. L'elemento più importante caratteristico dell'abito femminile è la seconda gonna che viene utilizzata anche come copricapo.
Altro modo per coprire il capo è l'uso di un fazzoletto annodato sotto il mento che copre i capelli, sempre raccolti in una crocchia, oppure in un ampio scialle dalle lunghe frange. Il vestiario maschile si compone di diversi tipi di camicie di cotone e ulino. E la città di Iglesias arriva in questo momento. Le testimonianze sull'abbigliamento tradizionale di Iglesias ci riportano alla fine del Settecento. Sanostrada, la signora appartenente alla locale borghesia, indossava zamantiglia, il sontuoso copricapo in raso di seta celeste e bianco, bordato da una larga fascia di raso azzurro, sotto la quale veniva posto su mucadori bianco un ampio fazzoletto di tulle annodato all'altezza del petto ad indicare il legame con il proprio uomo. Il pregiato tessuto delle gonne va dal velluto dal damasco broccato, sul davanti si porta il grembiule di pizzo nero lungo fino a coprire le scarpe. Le popolane portano il copricapo del giorno delle nozze. Sarroc, l'abito di gala confezionato con elementi di pregiato broccato. La gonna è in panno rosso con una balza di broccato a fiorami di seta e oro. Il grembiule legato in vita dello stesso tessuto della gonna. La camicia ha applicazioni di trine dorate. Completano il vestiario fazzoletti di seta o scialli con lunghe frange in tibè. Arriviamo al centro di Nugis, molto velocemente. L'abito più ricco è quello delle nozze ed è confezionato con tessuti pregiati di seta e broccati. La gonna si compone di numerosi teli. Il capo, il giorno delle nozze, era coperto da un ampio scialle di finissimo orbace bianco su un fazzoletto di tulle riccamente inamidato. L'abito di gala, come quello delle nozze, è cucito sulle stoffe pregiate e comprende un ampio scialle in tibè di lana. L'abito giornaliero prevede l'uso di un copricapo in orbace nero plissettato e bordato da una striscia di velluto di diverso colore, scelto in base al gusto personale. L'abbigliamento maschile si caratterizza per i pantaloni in orbace fin sotto il ginocchio, il corpetto a doppio petto, una berrita o altri copricapo di uso più recente. Nel centro di Teulada, con il tradizionale abito delle occasioni importanti, utilizzato anche nelle processioni dalle devote del Carmelo di Teulada, si caratterizza per l'utilizzo del grande fazzoletto candido di tulle che copre il capo, posto sopra una graziosa cuffia che raccoglie la conciatura dei capelli. Le candeliere del Carmelo indossano preziose gonne in orbace broccato di seta, coperte sul davanti da un corto grembiule in panno e broccato con un'ampia pieghettatura. Le camicie in cotone sui polsini e sul collo sono arricchite da un tipico ricamo teuladino a punte nu, punto annodato e rifiniti con preziosi pizzi. L'abbigliamento maschile prevede l'utilizzo del cappello grigio a tesa larga e una giacca in orbace scuro. Le camicie di lino, con l'importante colletto inamidato, riportano i tipici ricami artigianali di grande valore. E siamo a Sant'Antioco, il santo martire patrono della Sardegna, è il principale centro dell'isola omonima che conta circa 12.000 abitanti. Su Vistiri de Nostrada, indossato dalle donne della borghesia agricola e costituito dalla gonna a pieghe chiamata Savardetta de Mesugrana, di colore rosso, in tessuto d'orbace finissimo, il grembiule nero e il fazzoletto ricamato. Caratteristica è l'ampia mantellina di lana color turchese indossata sul capo, chiamata zupannico e coro. Adesso comincia e riprende il colore dei costumi di Nuoro con il gruppo Spontaneo. Al Cammino del Redentore, oltre alle associazioni culturali e folcloriche nuoresi, partecipa tutta la città che ancora custodisce o ha ricostruito il vestiario popolare locale in un corteo spontaneo, ricco di significato e appartenenza alla storia della città e alla sua festa più importante. Gli abiti indossati sono patrimoni delle famiglie che hanno conservato alcuni elementi originali o altri ricostruiti per pura passione, pur non appartenendo a nessuna associazione folclorica organizzata.
in occasione della festa della città di Nuoro, sfoggiano spontaneamente tutti i patrimoni e investimenti custoditi durante l'anno per l'occasione. Una grande tradizione legata al mondo equestre sardo è il Camino dei Cavalieri. Dovremmo cominciare
E poi facciamo 80-100 metri. Stanno un po' all'ombra di cavallo. Sono molto distanti. Sono molto distanti, cavalieri. Sono molto distanti, cavalieri. No? Aperto da una rappresentanza del Corpo dei Carabinieri a cavallo e del Corpo della Polizia Penitenziaria di Nuoro, arrivano i cavalieri di questa 126esima edizione della Festa del Redentore di Nuoro. Vediamo anche arrivare i mini cavalieri. Eccoli qua con i loro pony. I cavalieri e le amazzoni partecipanti provengono dalla città di Nuoro e dagli seguenti altri comuni che vedremo passare: Desulo, Lodè, da Gavoi, da Orroli, da Dolianova, Monserrato e i miliziani di Cagliari. Ecco ancora una folta rappresentanza di amazzoni e cavalieri di Nuoro. Come dicevamo, la Festa del Redentore a grande titolo rientra nelle importantissime occasioni in cui la presenza dei cavalieri e delle amazzoni segna l'importanza della stessa manifestazione.
Anche l'articolo del papà.
vedere i cavalieri che sfilano. Vi ripeto i comuni di provenienza: da Desulo, a parte chiaramente Amazzoni e Cavalieri di Nuoro, Desulo, Lodè, Gavoi, Orroli, Dolianova, Monserrato e a chiudere i miliziani di Cagliari. Che vediamo arrivare proprio in questo momento. E chiudono questa 126esima sfilata della Festa del Redentore. Un saluto a tutti e Atteros a Normensus.